Condannati a 3 anni e 4 mesi per il 59enne di Treviso e 6 anni e 3 mesi per il 53enne residente a Crignago, in provincia di Venezia. È questa la sentenza pronunciata dal giudice per i due imputati accusati di estorsione e tentata estorsione. Uno dei capi di imputazione, invece, il furto, è stato dichiarato prescritto. Le vittime sono i titolari di uno studio odontotecnico di Roncade. I fatti risalgono al 2015. All'origine un prestito di 13.000 euro mai restituito ad uno dei due imputati. Il 21 ottobre i due estorsori avrebbero fatto salire uno dei tre debitori in auto e lo avrebbero picchiato, pugni e schiaffi per ottenere la somma prestata. Non solo, ma il giorno dopo si sarebbero presentati nello studio dentistico e avrebbero portato via diverso materiale dentale di implantologia del valore di 8.000 euro. Poi avrebbero costretto le vittime a firmare un foglio nel quale dichiaravano che il materiale era stato consegnato volontariamente. Secondo l'accusa si sarebbe trattato di un anticipo del debito. Il rimanente i debitori avrebbero dovuto pagarlo in contanti. Una situazione pericolosa sfuggita di mano, tanto che i titolari dello studio odontotecnico si sono rivolti alle forze dell'ordine per presentare la denuncia. Una delle vittime, che non si è costituita come parte civile nel processo, è nel frattempo deceduta in circostanze tragiche. Una volta depositate le motivazioni, i legali dei due imputati si riserveranno di ricorrere davanti alla Corte d'Appello.